Due casi ancora da decifrare: il mistero di Punta Bianca, quello del trentenne di Agrigento Nicolo Conti, trovato cadavere a Drasi mercoledì scorso a 20 metri dalla Panda Rossa che stava guidando, e questo dopo ben circa 20 giorni e solo un giorno dopo che la famiglia ne ha denunciato la scomparsa. L'altro caso è quello dell'omicidio di Salvatore Azzarello, 39 anni, di Palma di Montechiaro, freddato con colpi d'arma da fuoco anche al volto martedì scorso mentre guidava un trattore nella strada che collega il villaggio Mosè a Naro. Ieri su entrambi i cadaveri è stata eseguita l'autopsia. La relazione con tutti i dati definitivi entro 60 giorni sarà consegnata in procura. Tornando al caso del giovane scomparso, Nicolo Conti, il medico legale, ha dato ragione alla tesi degli agenti della mobile, secondo cui le canne non erano spezzate e quindi il giovane non è caduto né è stato gettato. Infatti il corpo non ha ossa rotte o segni di colluttazione. Si aspettano adesso i risultati dei veleni per capire se qualcosa gli abbia potuto far male, oppure se sia sopraggiunto un malore improvviso, un infarto. Subito dopo aver fatto panne con la macchina, la Panda Rossa con le ruote posteriori dentro un fosso, il giovane non avrebbe potuto neanche chiedere aiuto perché aveva lasciato il telefono cellulare a casa. Si saprà con precisione cosa abbia determinato la morte dai risultati delle singole analisi specifiche. La famiglia ha spiegato alla polizia di aver denunciato la scomparsa dopo settimane perché il ragazzo era solito in momenti di sconforto allontanarsi da casa per 10 o 15 giorni. L'esame autoptico sul corpo di Azzarello delinea un agguato. Due killer in azione, uno con pistola calibro 9, l'altro con fucile calibro 12. L'indagine è coperta da segreto istruttorio, c'è il silenzio di investigatori ed inquirenti che hanno sentito familiari e conoscenti della vittima ed anche sondato l'ambito lavorativo. Pare che nessuno abbia saputo fornire elementi utili, nessuno saprebbe nulla, nessuno sarebbe capace di spiegarsi perché è stato ucciso. Obiettivo degli inquirenti scavare concentrandosi nel territorio di Palma di Montechiaro, nel passato lontano e recente.